Rallenta la curva, comunque sempre discendente, dei nuovi nati in Veneto e questo è considerato già una buona notizia perché le politiche che da qualche tempo vengono messe in atto a favore della famiglia sembrano cominciare a dare qualche piccolo frutto. Va in questa direzione il protocollo firmato tra ANCI Veneto e Forum delle associazioni familiari per favorire tutte le azioni che vanno nella direzione di un sostegno alle famiglie di qualsiasi tipo siano. Anche perché la mappa delle famiglie del Veneto è cambiata fortemente e ormai le famiglie unifamiliari sono esattamente il 50% del totale. Il tema della denatalità non è soltanto un tema di discussione, ma è a rischio proprio la tenuta sociale del nostro territorio e il futuro delle nostre comunità. Ovviamente come sindaci e come associazioni del Forum delle Famiglie noi vogliamo affrontare con responsabilità questo tema. Siamo riusciti nell'impresa di far rallentare la discesa, l'obiettivo però è quello di ricominciare la salita, quindi una crescita di natalità che possa garantire un futuro importante per le nostre comunità come ci meritiamo di avere. Ovvio che per far questo dobbiamo fare in modo che anche culturalmente non si veda nei figli un ostacolo, un problema o un costo, ma si veda invece come il futuro, un investimento e un'opportunità non soltanto per il nucleo familiare ma per tutta la comunità. Va cambiato il sistema del lavoro, in particolare verso il mondo femminile, un lavoro che deve essere più qualificato, maggiormente riconosciuto dal punto di vista economico, con dei percorsi anche professionali che siano significativi, perché oggi le donne stanno soffrendo rispetto ad altri paesi europei. Servono servizi di conciliazione tra il lavoro e la famiglia, ma che non devono riguardare solo le donne, devono riguardare anche gli uomini, quindi una condivisione. Serve un'anticipazione del protagonismo dei giovani e non è possibile che ancora in Italia noi abbiamo il 65% dei giovani tra i 17 e i 34 anni in casa, dobbiamo metterli nel mondo perché diventino protagonisti delle loro vite e servono trasferimenti economici e servizi. Questa è la ricetta che in altri paesi ha funzionato. È vero che abbiamo poche risorse, è vero che tutti chiedono ai comuni aiuto, è altrettanto vero che quelle poche risorse possono essere investite nel migliore dei modi. Questo protocollo ci dà la possibilità di conoscere in modo approfondito sensibilità, necessità e preoccupazioni dei nuclei familiari e quindi ci dà la possibilità allo stesso tempo di agire in modo sartoriale in modo tale che queste poche risorse siano investite nel migliore dei modi ottenendo il massimo dei risultati. Un approccio interessante viene da un modello sperimentato a Treviso, Verona e in altri piccoli comuni che invece dell'ISEE utilizza il quoziente famiglia per l'erogazione dei servizi. Noi cerchiamo di uscire dalla fascia dell'ISEE, quindi una fascia asettica, e cerchiamo di entrare nel quoziente famiglia, quindi capire quelle che sono le reali esigenze della famiglia, se hanno per esempio dei nonni a carico o se hanno delle persone con disabilità a carico, in modo da dare maggiori risorse a chi ne ha più bisogno e qualcosa meno a chi magari non ne ha tutto questo bisogno. Ecco, le fasce tendenzialmente rischiano di dare lo stesso importo a tutti indipendentemente dalle reali esigenze.